che grande emozione. Intanto noi siamo immortalati da Sandro Giordano, che sta immortalando queste fotografie, perché signori oggi ho l'onore di avere al mio fianco lui, il grande campione Simone Maludrotu. Buonasera. Ciao Simone. Buonasera. L'ultima volta ci siamo incontrati in realtà perché tu eri fuori, no? Hai purtroppo perso quell'incontro incredibile, noi eravamo al Paul Bar e si parlava di te con questo speciale proprio dedicato a te. È un piacere averti nostro ospite. Piacere mio. Purtroppo è andata così, vedremo di rifarci. Sì, ma però questi qua, scusa, però questi qui, ma quando mai uno... Cioè, io, guarda, fino alla fine pensavo che ce l'avresti fatta, anche perché mi sembrava che tu fossi molto più presente fisicamente. Sì, stavo bene perché abbiamo fatto una bella preparazione, non ci mancava niente. Solo che si sa, andando fuori casa proteggono molto il campione. Lui era il campione, combatteva in casa. Forse dovevo fare qualcosa in più io. Chissà. Forse dovevo vincere solo, forse mettendolo KO. Chissà, chissà. Simone, si parlava proprio poc'anzi poi con l'assessore alle politiche giovanili e allo sport del comune di Olbia. Tu sei un po' l'icona, lui dice l'icona di Olbia, in realtà sei l'icona anche direi di tutta la Sardegna. Cosa ha significato per te il rientro con tanti amici che sono venuti a trovarti poi? È stata una cosa sempre emozionante per me, perché io faccio il pugilato seriamente, amo questo sport, mi dà soddisfazioni e mi dà soddisfazione anche la gente che mi sta attorno e che mi dà la forza. Certo, la forza di combattere, continuare ad andare avanti e allenarsi, perché immagino che non sia poi così semplice ogni giorno stare lì in allenamento. Sì, sono da fare tanti sacrifici perché la box è uno sport duro dove ti devi sacrificare. Perché per ottenere devi fare grandi sacrifici, rinunce. Io faccio questo come mestiere, mi alzo la mattina presto, vado tutti i giorni a correre, tutte le sere vado in palestra, seguo una dieta e faccio cazzutti. Non è poco. Certo, non è poco, no. Oggi siamo qui a Pittulongu, oggi è una di quelle poche giornate che dedichi a te stesso e comunque dedichi a quelle che sono le serate un po' più mondane. Per me è un piacere stare qua con gli amici, passare una serata diversa. Quindi ci hanno chiamato, ci hanno fatto un invito, ho preso l'invito come occasione per stare con gli amici. Viva Maludrotu, ciao, grande Simone. Siamo in compagnia dell'assessore alle politiche giovanili e allo sport del comune di Olbia. Buonasera Angelo. Buonasera a voi. Angelo Cocciu. Angelo Cocciu, sì. Neoeletto, un giovanissimo all'interno di questa grande amministrazione di Olbia. Grazie, sì, neoeletto, abbiamo celebrato un anno da pochi giorni di mandato, quindi continuiamo con tanto entusiasmo, con tanta voglia, sperando di fare qualcosa per i nostri giovani e per lo sport in città, perché Olbia se lo merita. Abbiamo tanti campioni, ho visto qui presente Simone Maludrotu, è la nostra icona, è il nostro orgoglio, quindi cerchiamo di fare il più possibile. Io ci metto il massimo, speriamo di riuscire a portare avanti questa mia bellissima esperienza. Assessore, guarda, io da pochissimo poi tra l'altro parlavo anche con il presidente dell'Olbia Calcio, con Franco Rusconi, che mi diceva che quest'anno sicuramente, oltre ad avere grandi campioni nel mondo del pugilato, ci sarà sicuramente, si spera, una grande Olbia Calcio che porterà grande quella che è la bandiera poi della città di Olbia. Assolutamente sì, ho saputo che Rusconi sta mettendo su una grande squadra e ha un'idea molto importante per quanto riguarda l'Olbia Calcio che stiamo cercando di portare avanti insieme, ne sono veramente orgoglioso, spero che questo progetto si realizzi, però un attimino presto per parlarne. Quello che possiamo dire è che ha fatto veramente una grandissima squadra che punta veramente in alto, è una persona che vorrebbe portare l'Olbia ai massimi livelli e penso che potrà fare un gran bene. Sono molto orgoglioso di avere come presidente Franco Rusconi perché sta lavorando in maniera incredibile. Poi ho sentito anche i nomi di alcuni giocatori, veramente ha messo su una grande squadra, ne sono proprio contento. Avete visto quanto sia importante Miss Teenager, quanto sport poi ruota intorno anche a queste manifestazioni, signori qui al mio fianco.
Angelo Calvisi. Buonasera a tutti, buonasera a Paul. Mi fa molto piacere partecipare a queste manifestazioni, anche perché ho fatto parte di un'altra manifestazione di questo tipo 2 settimane fa circa. Mi sono divertito tantissimo, è una bella esperienza anche da parte mia, visto che mi trovo per le prime volte a partecipare a questo tipo di manifestazioni. Sono molto contento e oggi ho visto che c'è molta competizione da parte delle ragazze, perché ci sono delle bellissime ragazze che faranno questa sfilata e oggi penso che sia un lavoro abbastanza difficile per i giurati. Ormai siamo in chiusura, Miss Teenager, un altro anno da passare insieme, no? Questa è la primissima serata poi, Massimo. Prima selezione ufficiale al Bellanebo, abbiamo visto il posto che è bellissimo, sei contento poi? Molto, tu lo sai quando sto con te, Massimo. Lo so, sei contento. No, comunque il posto è molto bello, io voglio approfittare dell'occasione anche per ringraziare Giampaolo De Cortes e Gianni Spano, che poi sono i titolari del locale, perché ci hanno dato la possibilità di riproporre sulla spiaggia di Pittolungo, che è bellissima, la prima selezione, che poi porterà ad altre selezioni che vivremo insieme, perché tu sei, cioè Paul è il conduttore ufficiale di Miss Teenager ormai da qualche anno. E quindi niente, andiamo avanti. Andiamo avanti, certamente. Io vorrei fare un comunicato a tutte le bellezze, comunque avete visto negli schermi sempre di Die Pro Die, c'è sempre un numero telefonico, c'è sempre un sito, se volete partecipare, invitarci. Miss Teenager come manifestazione è sicuramente ha voglia di girare per tutta la Sardegna, quindi chiamateci, ci fa piacere. Le ragazze, se posso dirlo, tutte le ragazze dai 13 ai 20 anni, che hanno delle capacità artistiche come la danza, il canto, la moda, insomma, quindi tutte queste ragazze che volessero partecipare possono farlo anche tramite Paul De Santi. Certo, telefonandoci. Esatto, bravo. Poi volevo ricordare anche che la finale regionale quest'anno si terrà nuovamente a Porto San Paolo, grazie anche al comune di Porto San Paolo, quindi lo faremo alla piazza. E niente, venite a guardarci, ad ascoltarci. Viva Miss Teenager! Viva Miss Teenager! Noi con questo ci salutiamo, l'appuntamento naturalmente è rinnovato alla prossima puntata e ripeto ancora una volta, tutte le ragazze chiamateci, ma se qualche locale, qualche bella spiaggia ci volesse invitare, Miss Teenager può venire anche da voi, chiamateci, ciao a tutti, arrivederci.